Siamo con Luca Tescaroli, magistrato antimafia, nonché procuratore della Repubblica di Prato. Oggi abbiamo parlato e si è parlato soprattutto della lotta contro la mafia all'interno della pubblica amministrazione. Quali sono gli strumenti e anche gli obiettivi che la pubblica amministrazione può mettere in atto in maniera efficace per contrastare sempre di più questo fenomeno? Si è fatto molto nel passato per contrastare il crimine mafioso, si sta continuando a farlo e si può certamente rendere più efficace l'azione cercando di individuare quegli strumenti che appaiono idonei per contrastare sempre più efficacemente quello che è il dinamismo delle associazioni mafiose e criminali del nostro Paese. È un terreno che vede assumere un ruolo sempre più crescente i gruppi criminali stranieri. Penso alle realtà criminali cinesi, ai gruppi albanesi, alle strutture nigeriane che conquistano spazi crescenti, che vengono riconosciuti dalle tradizionali strutture mafiose e dagli appartenenti alle stesse, dall''ndrangheta, dalla Sacra Corona Unita, dalla Camorra, vengono riconosciuti come validi interlocutori e conquistano spazi nelle aree criminali anche tradizionali. Penso all'attività nel traffico di stupefacente, nel grande traffico internazionale. Penso all'attività di servizio che i gruppi criminali cinesi sono in grado di erogare agli altri appartenenti alle strutture mafiose, come agli 'ndranghetisti, come gli appartenenti alla Sacra Corona Unita, alla Camorra. E al riguardo si potrebbe pensare di estendere quell'efficace normativa sui collaboratori di giustizia che oggi esiste solo per i cittadini italiani. Quelle misure di protezione straordinaria e di assistenza potrebbero essere molto utili per agevolare e promuovere la collaborazione anche in seno alle strutture criminali costituite dagli stranieri. E potrebbe essere uno strumento decisivo anche per contrastare quelle azioni criminali riconducibili ai gruppi stranieri, così come lo sono stati i collaboratori e i testimoni di giustizia nel contrasto alle tradizionali realtà mafiose che purtroppo ancora albergano nel nostro Paese. Nella giornata contro la mafia e nel ricordo delle vittime di tutte le mafie, oggi il Salone del Grano ospita un convegno organizzato da Funzione Pubblica CGIL. In particolare siamo con Giovanni Impastato. Oggi parleremo però, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, dell'infiltrazione delle mafie anche in questo settore, non solo in Veneto ma anche in tutta Italia, un settore che è al centro non solo delle polemiche ma anche della cronaca nazionale. Ma sicuramente sì, perché la corruzione all'interno di questo sistema, infatti in Sicilia ne hanno arrestati diversi per corruzione, è qualcosa che non si riesce a interrompere e credo che sia importante vigilare su tutte le amministrazioni, sugli enti pubblici, su quei soggetti, quegli enti che in pratica finanziano e nello stesso tempo danno dei soldi per soldi pubblici. Ecco, questo è fondamentale. Poi è chiaro che è fondamentale controllare il territorio. Il controllo del territorio per quanto riguarda tutte le forme di speculazione, la speculazione edilizia, l'ingerenza nei territori, con l'abusivismo, con l'inquinamento e tutto il resto. Ecco, queste sono cose fondamentali che bisogna portare avanti con le lotte e con l'impegno quotidiano. Ecco, la CGIL io credo che può avere anche un ruolo importante su questo.